Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Oh, grazie cara Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, anzi buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 8 di luglio 2025. Voglio salutare la responsabile delle Castellane, ovvero sia la nostra Laura Ravetto, che è già al telefono, la nostra padrona di casa. Ben trovata. Eccoci, buongiorno Antonino, dall'aula, con orgoglio. Mi piace molto questa cosa. Come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene. Abbiamo stamattina anche avuto degli incontri importanti che mi hanno confortata sul fatto che il tessuto sociale è soddisfatto dell'operato di questo governo, dei nostri ministri, in particolare dei ministri della Lega, quindi sì, direi una giornata produttiva e positiva. Molto bene, questa è la cosa più importante. Senti, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222 se vogliono intervenire, oppure 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Laura, allora, visto che sei in aula, parliamo un po' di politica politicata, perché ieri ti ho seguito nel tuo intervento sul TG1, perché si è parlato appunto di cittadinanza. Sì, esatto, ieri ho fatto questo intervento, naturalmente esplicitando la linea del partito, che è molto chiara, cioè la Lega è assolutamente contraria a qualunque modifica della legge sulla cittadinanza, e se dovesse valutare qualunque tipo di modifica sarebbe in senso più restrittivo, perché l'Italia è già il primo paese in Europa per concessione di cittadinanze, quindi mi sembra che già voglio dire, ci dimostriamo più che adeguati, diciamo, e in linea con quella che deve essere l'accoglienza nei confronti della immigrazione regolare che sia integrata, ma di tutto c'è bisogno meno che di rendere questo percorso troppo facile, come vorrebbe fare la proposta dello Ius Scholae. Questo è inaccettabile, tra l'altro parlando di politica pura è una proposta che da sempre porta avanti la sinistra, e quindi io mi sono permessa di dire ai TG, noi non siamo la sinistra e i nostri elettori non si aspettano che facciamo la sinistra. Questo è poco ma sicuro, anche perché la nazionalità, la cittadinanza è un progresso di assimilazione, un progresso di integrazione che non è qualcosa che si può fare così con uno schiocco di dita e todos caballeros, non funziona assolutamente così. Del resto tu hai lavorato anche negli Stati Uniti d'America, non so se tu abbia acquisito la cittadinanza, però certamente hai visto che cosa significava essere lavorare all'estero negli Stati Uniti, perché naturalmente chi lavora all'estero, almeno al Canada, gli danno lo status di landed immigrant, non so come si chiami negli Stati Uniti, però ripeto, ci sono tutta una serie di previsioni giuridiche e legislative attraverso le quali la società in maniera molto seria e molto calibrata ti inserisce pian piano nel tessuto sociale. Quindi a me certe sceneggiate, appunto, che vengono da sinistra, francamente non piacciono, e quindi bene così, bene aver ribadito la serietà del fatto che la nazionalità non è una cosa che si regala, quindi molto bene per quanto mi riguarda. Allora, Laura, a parte questo, mentre discutiamo di cittadinanza, discutiamo anche del fatto che a Milano pochi giorni fa c'è stata la festa dell'Asciura che insomma commemorava una figura storica, un imam caduto nel 680 d.C., e in particolare c'è stato questo corteo con 1300 fedeli che tra l'altro hanno portato anche le loro donne che erano velate, segregate, messe da parte, addirittura con il nastro, quello
bicolore che si usa per contrassegnare le costruzioni e così via. E naturalmente, che è successo? È caduta la linea. Ai ai ai, proviamo a recuperare la nostra Laura. Nel frattempo, appunto, 0292947222 se volete essere dei nostri, e vi aspettiamo per le vostre uscite. Vediamo un po' che cosa succede. Nel frattempo diamo anche un'occhiata all'ANSA. Ecco l'onorevole. Eccoci Laura, ci sei? No, se ci si mette anche Laura ci arrabbiamo. No, dicevo, tu hai molto ragione sugli Stati Uniti, poi Sì. torniamo all'argomento di cui stavi parlando, Sì, perché io ci ho lavorato e chiaramente non ho mai la cittadinanza, figurati, non avrei avuto i presupposti. Ma gli Stati Uniti, già prima di Trump, che sai che adesso è stato molto stringente sulle leggi sull'immigrazione, ma già prima rispetto alla nostra legislazione erano ancora più stringenti. Quindi ecco, pure la sinistra negli Stati Uniti ha compreso da subito che l'immigrazione irregolare va a danno delle classi meno abbienti, delle classi fragili, che ci si aspetta dovrebbero essere quelle per cui la sinistra si preoccupa. Solo in Italia questa cosa non è stata compresa, ecco. Esattamente. O meglio, non è stata compresa dalla sinistra. Appunto, non è stata compresa da quella sinistra che peraltro l'estate scorsa faceva il tifo per Kamala Harris, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, era stata delegata da Joe Biden, in virtù del fatto che lei fosse stata una PM, a gestire e contrastare l'immigrazione clandestina. Risultati zero, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque, Laura, appunto, stavamo parlando di questa festa della Shura, festa non nel senso della Shura, cioè della signora con la borsa, che ora è tanto trend su Instagram, le sciure milanesi, no. Stiamo parlando appunto di questa festa islamica, 1300 fedeli, le donne velate e separate, ma fino a che punto è libertà religiosa? No, ma vabbè, chiaramente hai fatto una domanda chiaramente che ha la risposta in sé, come si può dire, una retorica, un esercizio retorico, cioè se sembra normale a Sala e all'amministrazione di sinistra che si facciano delle manifestazioni dove le donne vengono di fatto recintate, perché la cosa assurda ho trovato negli articoli di sinistra, no, ma non era un recinto, era solo un nastro, perché un nastro che separa le donne dagli uomini, donne velate tutte in un angolo e uomini che si possono muovere liberamente, non è una recinzione, cioè dovevano mettere le gabbie perché ritenessimo questa cosa discriminatoria. Sì, è chiaro appunto. che c'è una discriminazione in atto, è chiaro anche la delicatezza e comprendo, no? È stato detto è stata autorizzata dalla prefettura, dalla questura, ma sì, perché è chiaro che quando si tratta di esercizio di attività religiose, dire di no, soprattutto nel momento in cui noi convintamente non vogliamo l'apertura di nuove moschee, allora può diventare difficile. Però io credo che ci siano ormai i presupposti per comprendere che non debbano neanche essere date più le autorizzazioni, perché nel momento in cui le donne sono segregate, nessuna manifestazione di nessuna natura religiosa, non religiosa, può essere autorizzata. Rimaniamo sempre molto sorpresi dal silenzio delle donne di sinistra, cioè ormai la sinistra in Italia ha deciso di stare con gli integralisti, ha deciso di stare con coloro che discriminano le donne e questo lo trovo davvero curioso. Sì, appunto, d'altronde la sinistra è anche quella che si è schierata a favore dell'Iran nella guerra dei 12 giorni, il che è quanto dire. Poi vanno a ballare ai Gay Pride in Ungheria, cioè in Europa, dove nessuno gli torce nemmeno un capello, e però ci vengono a dire che loro stanno combattendo contro il fascismo in Europa. Anche questo è qualcosa di straordinario, veramente straordinario, per non dire comico. Andiamo oltre, perché veramente è meglio che andiamo oltre, guarda. Allora, adesso qui c'è un tema, io vi ricordo sempre 0292947222 se volete intervenire.
C'è un tema che arriva da Novara Today. Io voglio leggervi questa notizia, che peraltro è uscita anche sui giornali più diffusi. A Marano Ticino, provincia di Novara, Christian, il bimbo novarese con 2 mamme ufficialmente riconosciute. La trascrizione è avvenuta lo scorso 30 giugno. Famiglia riconosciuta ufficialmente in provincia di Novara. Lo hanno voluto dire a gran voce e con tanto orgoglio Vanessa e Katia, una coppia di Marano Ticino, il cui figlio Christian è stato ufficialmente riconosciuto con entrambe le mamme. Vanessa e Katia sono di Marano Ticino, sono assai conosciute dal momento che gestiscono in paese il bar Marachita. Mamme di Christian raccontano di una data che mai scorderanno, il 30 giugno del 25. La trascrizione ufficiale di Christian con entrambe le sue mamme. Grazie alla recente sentenza della Corte Costituzionale che riconosce i diritti dei figli di coppie omogenitoriali, il Comune di Marano Ticino ha risposto subito alla nostra richiesta, riconoscendo e formalizzando il legame familiare che per noi è sempre stato evidente. Secondo alcune associazioni del territorio potremmo essere tra le primissime famiglie in tutta la provincia di Novara e forse in Piemonte a ottenere questo riconoscimento. Abbiamo deciso di condividere queste notizie perché crediamo sia giusto dare voce a storie come la nostra, storie di amore, di famiglia, di diritti che finalmente iniziano a essere riconosciuti. Ed è caduto di nuovo il telefono con l'aula. Non siamo fortunati, devo dire, in questa stagione dell'altra metà della radio. Non siamo affatto fortunati con il telefono. Quando abbiamo di nuovo Laura, Sveva, vai tranquilla, ci siamo di nuovo. Nel frattempo, eccoci qua, vi stavo Antonino, dicendo... scusami, Sì, ho provato a chiamare Laura, ma alla segreteria. Adesso riprovo nuovamente. va bene, va bene. Nel frattempo vi comunico dall'ANSA che è giunto il via libera al rinvio di un anno al blocco per i diesel Euro 5. Ok all'emendamento al DL infrastrutture, limiti solo nelle grandi città. Vediamo un po' che cosa dice l'ANSA in materia. Via libera all'emendamento al DL infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto Euro Diesel 5. Lo comunica il MIT esprimendo grande soddisfazione da parte di Matteo Salvini. La nuova norma differisce dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione di autovetture e veicoli commerciali diesel Euro 5, prevedendo al contempo che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.000 anziché 30.000 abitanti. Decorso il termine del 1 ottobre del 2026, le regioni possono inoltre prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione degli Euro 5 nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Nell'emendamento si prevede inoltre che le regioni, qualora lo ritengano necessario, possano introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e veicoli commerciali di categorie N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5 anche prima del termine del 1 ottobre del 26, mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, la modifica dei relativi provvedimenti attuativi. Grande soddisfazione da parte del vice premier e ministro Matteo Salvini, che per primo aveva garantito interventi per modificare i divieti, sottolinea il MIT, riportando le parole del ministro. È una scelta di buonsenso. Vediamo se riusciamo Antonino, a trovare... c'è di nuovo Laura. Eccoci Laura, Sì, no, di nuovo. non so se ci boicottano, comunque ti ho sentito benissimo. Allora, rimango alla sentenza, noi sappiamo che c'è stata giurisprudenza che ha di fatto detto che il compagno dello stesso sesso in qualche modo ha una riconoscibilità rispetto al figlio. Però di questo, Antonino, abbiamo già parlato altre volte. Noi della Lega, io non mi sento illiberale nell'affermarlo, non sono d'accordo per un motivo molto banale, che come al solito qua
per riconoscere il diritto di uno si nega il diritto di qualcun altro. Cioè, partendo dal presupposto che i genitori sono due, nel momento in cui tu decidi che il secondo genitore non è il padre, ma è una madre numero 2, o nel caso di due padri sarà il padre numero 2 e addirittura verrà meno la riconoscibilità della madre, perché questo poi succede con l'utero in affitto, di fatto tu stai cancellando un genitore, e questo non lede tanto e soltanto i diritti di quel genitore, che teoricamente non potrebbe disporne, ma che evidentemente ne vuole disporre, quanto i diritti del minore. Cioè, un bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma. Non è che degli adulti, per assecondare la loro, io non dico che sia illegittima, però potrebbe pure essere legittima aspettativa di essere genitori, decidono di privare il bambino di un suo genitore. Cioè, questo è inaccettabile, e questo mi stupisce anche nel nuovo filone giurisprudenziale. Tra l'altro, filone che si contrasta con quanto fatto sinora dal legislatore e soprattutto con quanto pensa il legislatore di maggioranza, cioè quello votato dalla maggioranza degli italiani. Cioè, nel nostro programma era scritto chiaro che i bambini hanno un papà e una mamma, e siamo stati votati anche sulla base di questi valori. Certamente. Ma qui vedi, ci allarghiamo a un discorso, diciamo, più ampio, e che poi è alla fine lo stesso discorso che dobbiamo fare nel momento in cui, per esempio, si decide di attivare i centri in Albania e c'è un giudice che interviene, scavalca la legislazione italiana e ti trasporta, in Europa, e dice: "No, l'Europa non vuole, quindi quello che stai decidendo non va bene". Tu provi a modificare le norme, arriva questo giudice, ti scavalca ancora con l'Europa e ti dice: "No, no, questa roba qua Esatto. non si può fare proprio". Ecco, e tra l'altro io leggevo giusto ieri notte il libro di Sabino Cassese, sono poco più di 52 pagine, ma se potete leggetelo, Il governo dei giudici. Mi sembra chiaro che in questo paese ormai la magistratura si sia intestata una serie di battaglie sociali che per un ordine quale essa è non dovrebbero competerle. Cioè, la magistratura non era nata per vendicare il popolo nei confronti della politica, come è stato con Mani Pulite e tutto il resto. La magistratura è nata semplicemente per essere un ordine indipendente dello Stato che cerca di far rispettare le leggi, punto. Non di allargare le leggi, di creare nuovi diritti, di creare delle norme dove non ci sono e così via, perché se no qui siamo all'invasione di campo. Appunto, io voto il Sì, ma centrodestra poi non perché solo, quale popolo stai vendicando? Non quello maggioritario. Cioè, il no, popolo fa valere le sue pretese nell'urna elettorale, non nella rappresentatività dei giudici, altrimenti i giudici vadano fuori e si facciano eleggere. Se fossero giudici appunto. eletti dal popolo, avrebbero titolo magari addirittura, non dico a sconfinare i poteri, ma diciamo a forzare delle volontà democratiche. Ma visto che non sono eletti democraticamente, questa è una pretesa che travalica non solo i poteri, la divisione dei poteri, ma anche i principi costituzionali di democrazia. Certamente, ma infatti questo implica e richiede molto probabilmente in maniera urgente la riforma della magistratura e dei codici, quantomeno del codice di procedura penale, perché se no qui non ne usciamo più. Non ne usciamo Sì, più e io mi rifiuto di vivere ancora negli anni '90 sotto questo profilo. che poi è uno degli aspetti dei motivi portati avanti dalla Lega. Noi riteniamo assolutamente necessaria una riforma della giustizia. Infatti, una riforma della giustizia che permetta giudizi rapidi, efficienti, che si occupano di questioni giuridiche e non di qualcosa che viene utilizzata come grimaldello per qualcos'altro, e di conseguenza qualcosa che peraltro serve a garantire, la stessa efficienza dell'economia di questo paese, perché una giustizia inefficiente consuma e fa perdere inesorabilmente dei punti di PIL. Però ti chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. Bene, perfetto. Radio Libertà
ha vinto il prestigioso Microfono d'Oro, l'Oscar della radio italiana per la seconda volta in 2 anni. Questo successo è merito del programma Pop Economia, Rumore, condotto dalla brillante Alessandra Mori. Questo premio non è solo nostro, è un traguardo straordinario che abbiamo potuto raggiungere soprattutto grazie al vostro costante ascolto e supporto. Auguri a tutti noi! Voi siete i veri campioni. Di nuovo a voi la linea. Grazie Sveva, ricordo a chi ci ascolta 0292947222 se vuole intervenire per telefono. Intanto permettete, visto che questa è la rassegna stampa al femminile, sintonizzatevi poi alle 16 con Alessandra Mori e il suo Rumore che per il secondo anno di fila porta in questo paese, in questa radio, il prestigioso premio del Microfono d'Oro che è l'Oscar della radiofonia italiana. L'anno scorso io e Lorenzo Viviani con Chilometro Zoom siamo stati i primi, quest'anno abbiamo Alessandra Mori, l'anno prossimo vedremo che cosa, però intanto complimenti ad Alessandra. Laura, è arrivata una zappa che ti voglio leggere al 340 670 Però anch'io voglio 9659. fare i complimenti a Alessandra, perché la chiave migliore per l'indipendenza femminile è parlare con le donne di lavoro e di emancipazione economica, quindi grande complimenti al programma. Il prossimo anno ci candidiamo anche noi, Antonino. Come vuoi, Laura, a me farebbe solo tanto piacere, lo sai. Allora, poi io sono sempre di contorno, la padrona di casa ricordatevi che quella che comanda è lei, per cui io sono solo... Io sono soltanto qui che porgo il braccio, poi è lei quella che guida e dice andiamo di qua e di là. Allora, Laura, senti un po' qua che cosa ci scrivono gli ascoltatori. Buongiorno, vorrei chiedere alla preparatissima onorevole Laura Ravetto, perché una sentenza può annullare una legge? Perché se il nostro governo aveva legiferato che un bambino deve avere un papà e una mamma, seppur non biologici ovviamente, ma pur sempre papà e mamma, arriva una sentenza di un giudice sinistroide e cancella tutta la legge? Questa è la prima, il primo WhatsApp, quindi ti faccio rispondere prima a questo. Ma perché l'abbiamo detto prima, purtroppo, perché non si rispetta la divisione dei poteri. Poi siamo d'accordo che le leggi possono subire delle interpretazioni, però l'intento del legislatore, soprattutto in questo caso, in questi temi, è molto chiaro, e quindi discostarsi dall'intento del legislatore è chiaramente una forzatura. Purtroppo l'avete visto anche, tu hai fatto l'esempio chiaro dell'Albania, purtroppo questo sconfinamento non si ha soltanto nell'ambito dei diritti, che comunque è già una cosa grave, ma sia addirittura nell'ambito della politica estera, perché il tema dell'Albania non è stato soltanto un tema di immigrazione, ma è stato anche un tema geopolitico, cioè la magistratura che dice alla politica decido io quali sono i paesi sicuri in cui rimpatriare e non tu. Questo è uno sconfinamento incredibile, l'unica modalità possibile è una riforma della giustizia, che delinea ancora di più quello che già costituzionalmente dovrebbe essere chiaro, e cioè la separazione dei poteri, e che magari introduca anche il principio di responsabilità dei magistrati, perché bisogna anche cominciare a dire che se però poi un magistrato sbaglia, se però poi magari verrà sconfessato magari a un livello più alto legislativo come quello europeo, cosa che secondo me succederà con i centri in Albania, dovrà pagare per i suoi errori. Infatti, questo è poco ma sicuro. Laura, adesso il secondo messaggio che è arrivato sempre al 340 670 9659. Che senso ha lo Ius Scholae di Tajani? Se i ragazzi sono nati in Italia e hanno frequentato 10 anni di scuola, significa che hanno almeno 16 anni e che i genitori sono qui almeno dallo stesso tempo. Se volevano diventare italiani, potevano chiedere la cittadinanza dopo 10 anni. Perché non l'hanno fatto? Allora, dunque, questo pone un gran quesito che io pongo sempre in TV, perché per i ragazzi chiaramente bisogna arrivare al compimento, no, della maggiore età e obiettivamente se uno ha fatto tutte le scuole qua, in ogni caso già ci si avvicina, ma poi si parte proprio da un presupposto sbagliato, non è questione di annualità, è questione di reale integrazione.
Allora, se qualcuno mi vuol dire che fare 5 anni di una scuola, perché poi lo ius scholae a questo si riduce, perché questa poi era la proposta della sinistra, l'abbiamo visto già nella scorsa legislatura, parlavano di un quinquennio addirittura di istituti tecnici, cioè voi capite che non ho niente contro gli istituti tecnici, anzi noi li stiamo valorizzando con il ministro Valditara, però voi capite che è indubbio che qua stiamo parlando di una scorciatoia. Mentre per noi il presupposto è diverso, cioè la cittadinanza non è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo per dire che sei integrato. In quel punto di arrivo tu devi dimostrare non solo il decorso di annualità, ma anche aver appreso dei principi veri e valoriali. Non a caso, anche quando c'è il decorso di annualità, vedi il nostro sindaco leghista che ha negato la cittadinanza a quella donna che non parlava italiano, non sempre tu hai ottenuto una reale integrazione. Però pone l'ascoltatore un quesito fondamentale che io pongo sempre e nessuno mai mi risponde. Cioè, questi ragazzi sono figli di seconda generazione di immigrazione. Perché i loro genitori, anche a tutela di quei ragazzi, perché come sapete, se i genitori hanno cittadinanza italiana, questa si trasmetterebbe in automatico ai figli. Perché quei genitori non hanno fatto lo sforzo di chiederla? E tutte le volte non mi si risponde, o peggio, sapete cosa mi si risponde? Che quei genitori non l'hanno voluta chiedere perché non si sentono cittadini italiani, si sentono cittadini di un altro paese. Allora torno al punto, ma come? I genitori che non fanno l'interesse dei figli per sviluppare il percorso e noi Stato che per bambini che vengono da famiglie così negative sul far parte della nostra società dovremmo facilitare il percorso? No, noi ti diciamo, ti diamo la chance, noi pensiamo che tu sia diverso dai tuoi genitori, che tu voglia diventare effettivamente nostro cittadino, che tu voglia integrarti, ma ti mettiamo delle condizioni più stringenti, non delle condizioni più semplici come vorrebbe insomma la proposta di Forza Italia. Infatti, allora voi state sentendo che io sto sfogliando le pagine di un giornale, non perché mentre parla Laura io mi faccia i fatti miei, ma perché proprio su questo tema della cittadinanza io dovrei trovare, c'è una notizia che è stata pubblicata dal settimanale qui, l'Alto Milanese Libera Stampa, che viene stampato e pubblicato in questa zona della provincia di Milano, perché proprio sulla questione cittadinanza c'è stata una forte polemica anche in un piccolo paese da queste parti, dove addirittura come si dice, il consigliere leghista che ha osato dire: ragazzi, guardate che state dando la cittadinanza a una che non sa parlare l'italiano, è stato tacciato addirittura di razzismo. E io resto, ecco qua, senti questa Laura, perché è giusto che lo sappiate tutti. Sentite qua, questo è l'Alto Milanese di venerdì 4 luglio del 25, Buscate, provincia di Milano. Il capo della Lega durante il Consiglio commenta il conferimento della cittadinanza a un uomo straniero, non parla neppure l'italiano. Titolo della notizia: la frase razzista di Ottolini scatena le polemiche. Cioè, dire che uno non parla nemmeno l'italiano è una frase razzista, Laura, senti. Allora, sentite qui, come si fa a dare la cittadinanza? Non sa neanche parlare in italiano. E con questa frase, pronunciata ad alta voce dal consigliere di minoranza e segretario della Lega Valeriano Ottolini, che si è acceso lo scontro durante la seduta del Consiglio Comunale lo scorso 23 giugno. La polemica è scoppiata ancor prima dell'inizio ufficiale dei lavori durante la cerimonia pubblica di conferimento della cittadinanza italiana a 2 residenti buscatesi, un'iniziativa voluta dall'amministrazione guidata dal sindaco Fabio Merlotti per dare maggior solennità al momento. Se la prima consegna si è svolta in un clima rispettoso e silenzioso, lo stesso non si può dire della seconda. Durante il giuramento, che il cittadino ha avuto difficoltà a leggere autonomamente, limitandosi a ripetere le parole pronunciate dal sindaco, si è levata una voce polemica dai banchi della minoranza. Il consigliere Ottolini ha commentato a voce alta: come si fa a dare la cittadinanza? Non sa neanche parlare in italiano. Frase che non è passata inosservata, generando evidente imbarazzo tra i membri dell'amministrazione e il pubblico presente. All'interno della maggioranza, che evidentemente non è leghista, si sono registrate reazioni contrastanti.
da una parte chi ha mostrato una certa approvazione per le parole di Ottolini, dall'altra chi ha cercato di smorzare i toni, ricordando che non è la giunta a decidere chi ha diritto alla cittadinanza, trattandosi di procedimento normato e di competenza prefettizia. Allora, stavolta era un uomo, ma molto spesso sono donne che arrivano in questi momenti e appunto non sanno nemmeno rispondere alla domanda come ti chiami. Cioè, e questo sarebbe razzismo? A me pare razzismo contro gli italiani. Sì, tra l'altro questa tua osservazione che spesso sono donne è perché spesso alle donne non viene neanche consentito nell'ambito di queste famiglie di studiare, non gli viene consentito di andare a scuola, quindi qua c'è un tema nel tema, cioè qua c'è, premesso che io sono orgogliosa del nostro sindaco, che ha fatto benissimo perché la conoscenza della lingua, la non conoscenza della lingua è il primo elemento di mancata integrazione, ma qua c'è un problema nel problema. Se qua dimostri di non essere integrato, perché probabilmente stai anche in una famiglia che non ha gli stessi valori nostri, in cui riteniamo che le bambine, le madri, le donne debbano naturalmente poter andare a scuola e imparare una lingua, mentre spesso questo è la spia di un momento segregativo, perché una donna che non parla italiano di 10 anni da noi è una donna a cui non è stato neanche consentito, a mio avviso, di interagire a livello sociale nella nostra società. Quindi a me pone due problemi di mancata integrazione, la mancata conoscenza della lingua e il fatto che a questa donna non si veda riconosciuti tutti quei diritti che da noi alle donne sono riconosciuti. Appunto, anche perché molto spesso vanno in giro solo accompagnate dal marito o Esatto, comunque da un parente maschio che nel caso esatto, fa anche da interprete, perché a me è successo spesso negli esatto. ospedali di assistere a queste scene, con lei che parla arabo e lui che fa l'interprete con l'infermiera o col dottore. E allora uno dice: Esattamente, scusa, allora che sei venuta a fare in Italia tu? esattamente. Però poi se un consigliere della Lega, come appunto Ottolini, consigliere di minoranza, davanti alla scena di questo che non sa nemmeno ripetere le parole dette dal sindaco, piglia e dice come si fa a dargli la cittadinanza, ma è mai possibile che si possa etichettare questo come razzista? Ma stiamo No, scherzando? Cioè, assolutamente no, questo si etichetta come serietà dello Stato, che deve essere appunto. serio nel decidere chi sarà cittadino e quindi chi verrà considerato non solo avente tutti i diritti che abbiamo noi, ma anche tutti i doveri e anche la rappresentatività della città o dello Stato in cui vive. Appunto, se mio padre davanti al giudice, anziché parlare correntemente inglese e leggere l'inglese, gli avesse parlato a gesti alzando la voce come fanno gli italiani all'estero quando non sanno l'inglese, cioè il giudice gli avrebbe detto Dubito torna che la ti prossima avrebbero dato la volta. cittadinanza, sì, Ma col dubito che cavolo che gliel'avrebbero gli dà. dato. Ma per favore, gli diceva torna la prossima volta e se non sei preparato un calcio nel culo e torni in Sì, che poi non è Italia. una questione punitiva, perché poi la No, no, cittadinanza è una no, doppia scelta. Lo Stato esatto, sceglie di garantirti e di, diciamo, riconoscerti lo status di cittadino, ma il cittadino sceglie di far parte di quella comunità. Ora, una persona che non parla la lingua della comunità non ha scelto di far parte di quella comunità. Forse infatti. qualcuno le impone di far parte di quella comunità, ma non l'ha scelto lei. Quindi voglio dire, è una doppia riconoscibilità. Io che ti riconosco come cittadino e tu che riconosci che vuoi me come Stato. Infatti, è proprio questo il punto. E significa che tu vuoi essere uno di noi, perché si vede che al tuo paese non ci stavi bene. Se però O dobbiamo che tornare, comunque, o che comunque ti trovi meglio nel nostro paese. beh certo, se no puoi tenere usi, costumi e quant'altro nel tuo paese, nessuno ti tocca, Scusatemi se nessuno. vi interrompo, Sì, c'è una chiamata. grazie Ok, Sveva. vai. Pronto, chi è là? Sì, buongiorno, sono Marco, siamo da Ciao Milano. Marco. Buongiorno. Ciao. Senti, io devo dire che condivido tutto ciò che state dicendo. Volevo anche sollevare l'attenzione su un tema che è stato posto pochi giorni fa in una trasmissione di Report e che mi ha fatto francamente sobbalzare sulla sedia. È giusto quanto voi dite sul tema della cittadinanza. Un altro tema fondamentale che emergeva nel corso di quel programma giornalistico è che ai noi nel nostro paese sono sempre più le comunità
che amministrano quella che è la giustizia con delle corti interne che decidono con dei giudici interni e stabiliscono delle sanzioni. Ciò è stato mostrato rispetto per esempio alla comunità cinese, e nel corso di quel programma mostravano come vi siano delle vere e proprie corti segrete composte da almeno 3 giudici che vengono chiamate a dirimere fatti penalmente rilevanti o rilevanti dal punto di vista civilistico e che stabiliscono delle sanzioni e delle pene. Ecco, tutto questo mi fa pensare a ciò che succede purtroppo da anni in altri paesi come l'Inghilterra o come la Francia, in cui non vi è soltanto il tema dei tribunali che amministrano quella che si chiama Sharia, ma ciascuna comunità si gestisce e gestisce in modo autonomo e in modo diciamo comunitario, va bene, quella che è la giustizia, stabilendo regole sulla scorta non del diritto italiano, ma in questo caso del diritto cinese. E io trovo che questo significa abdicare A al controllo statuale, ma B significa anche tollerare degli altri stati che in modo autonomo gestiscono e dirimono delle vertenze che riguardano i propri cittadini, e questo è onestamente intollerabile. Vi ringrazio. Grazie a te, Laura. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo che l'estremizzazione può essere questa, nel senso che effettivamente potremmo arrivare addirittura alla Sharia, nel senso che comunque è vero che poi portato all'estremo, se uno decide che in qualche modo prevalgono dei giudizi sulle leggi imposte dallo Stato, allora questi giudizi possono anche poi essere di tribunali che sono cosiddetti, diciamo, quasi speciali, riconosciuti da altri, ma secondo me c'è un tema ancora peggiore. Cioè, se noi continuiamo ad avere, diciamo, questo lassismo, questa indifferenza rispetto allo svilupparsi di certi fenomeni nel nostro paese, penso il diffondersi appunto di una cultura islamizzata, noi non teniamo conto che un domani con una sinistra al governo che si inventerà qualcosa sul voto agli immigrati piuttosto che sull'organizzazione di partiti e associazioni di immigrati, noi potremmo trovarci davvero un partito islamico in questo paese. Se ci troviamo un partito islamico, il partito islamico è poi quello che ti dice, che ne so, che avere più mogli è legittimo, che il fatto che la donna sia inferiore è legittimo. Cioè, quindi c'è una preoccupazione che abbiamo nei confronti della società, che è, diciamo, di natura di antagonisti rispetto a diciamo, altre culture, ma è di vigilanza sui diritti che abbiamo faticosamente conquistato e che non vogliamo far mettere in discussione a nessuno. Infatti, pienamente d'accordo. Pienamente d'accordo. Laura, noi ci avviciniamo alla fine della trasmissione perché sono già le 14 e quasi 50 con la clemenza dell'Aula che quindi mi ha lasciato la linea, e quindi bene così, meno male. Sì, decisamente. Allora, ti voglio leggere, chiudiamo con quello che una volta veniva definito sporcaccione. Questa è l'Arena. Aveva aggredito 2 donne in 40 minuti sull'argine dell'Adige, preso il molestatore seriale. L'indagato ai 23 anni agiva sempre con la stessa modalità. Una delle vittime... Non ho capito, scusami, 23 anni? Sì, 23 anni. Pazzesco. Una delle vittime l'ha colta di sorpresa alle spalle e poi le si è parato davanti a torso nudo e coi pantaloni calati. Nello stesso giorno, il 6 giugno, a distanza di 40 minuti, ha molestato 2 donne, 2 signore che stavano camminando lungo l'argine dell'Adige, tra Legnago e Angiari. 2 episodi che hanno in comune, oltre all'indagato Sofian B., nato a Legnago 23 anni fa, le modalità con le quali ha avvicinato e approcciato le vittime. Violenza sessuale e tentata violenza, le motivazioni, le contestazioni mosse al giovane difeso da Emanuele Luppi,
che ieri è comparso davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia, perché dopo gli episodi emersi una settimana dopo in occasione di un'altra violenza sessuale avvenuta però nel tratto compreso tra Ponte Principe Umberto e il ponte della ferrovia Mantova-Monselice, le indagini si intensificarono anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sistemate un po' ovunque nella zona del Lungo Argine. Il giovane è stato individuato, poi riconosciuto dalle vittime, diventando destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla dottoressa Paola Vacca ed eseguita 2 giorni fa. Il giovane, che ieri non ha inteso rispondere, non sarebbe comunque l'autore della violenza sessuale avvenuta una settimana dopo ai danni di una quarantenne. In ogni caso, incapace di controllarsi, il 6 di giugno ha raggiunto una donna che stava passeggiando tra Legnago e Angiari, l'ha colta di sorpresa alle spalle, poi le si è parato davanti a torso nudo e coi pantaloni calati dicendole: bella, vieni qui. La donna a quel punto è scappata, ma lui l'ha inseguita in bicicletta e la vittima ha avuto la prontezza di spingerlo, facendogli perdere l'equilibrio e dicendogli che avrebbe chiamato la polizia. Era comunque riuscita a sfuggirgli, ma Sofian non ha desistito e 40 minuti dopo ha individuato nell'argine tra l'ospedale di Legnago e il comune di Villa Bartolomea un'altra donna. Stava correndo quando a un certo punto l'ha visto davanti a sé, a petto nudo, a pantaloni e slip abbassati. L'ha afferrata per un braccio dicendo che voleva fare sesso, ma anche in questo caso la trentenne è riuscita a reagire, scappata e si è nascosta nella vegetazione, riuscendo in tal modo a dare l'allarme e sottrarsi alla violenza. Vabbè, è incredibile. Scusami, di che nazionalità è questo personaggio? Si chiama Sofian, non credo sia veneto, che parla veneto, ciò. Io non riesco a comprendere come questo soggetto onestamente sia a piede libero, cioè questo soggetto dovrebbe essere o già in carcere o dovrebbe essere già rimpatriato, quindi onestamente No, è stato preso, l'hanno preso. Ah, ecco, perché insomma diciamo che la situazione mi procura incredulità, ecco, una situazione di questo tipo. Per cui Sì, ecco, bene che l'abbiano preso, probabilmente non dovrebbe neanche essere sul nostro territorio a scontare la pena, dovrebbe essere su un altro territorio. Ma risulta nato a Legnago 23 anni fa, quindi dovrebbe essere... Allora, se risulta nato a Legnago deve starsene chiuso in carcere, punto. Ecco, che il fatto che abbia potuto fare più di un episodio è già sconcertante. Speriamo che nessun giudice pensi bene di rimetterlo fuori, magari per buona condotta, ecco. Per adesso si è beccato l'ordinanza di custodia cautelare, vedremo che cosa succederà in seguito. Allora, sono le 14.54, noi a questo punto concludiamo la nostra trasmissione. Che state facendo in aula? Che state votando, Laura? Guarda, il decreto montagna, quindi una cosa che sta molto a cuore alla Lega, c'è il ministro Calderoli in aula e questo è il motivo per cui non mi sono allontanata neppure un voto, a parte che non lo faccio mai perché sai che sono una deputata diligente, però questo è uno dei motivi per cui sono rimasta qua e vi ho probabilmente anche un po' creato questa difficoltà di linea o comunque avete sentito i colleghi parlare. Ma si sono sentiti poco, quindi non è stato un problema. Vai tranquilla. Bene. Laura. Allora Laura, grazie, ci ritroviamo il 15 di luglio prossimo, che dire di più, grazie del tuo tempo come sempre. Grazie a voi, grazie Antonino, Figurati. Grazie Sveva. Noi chiudiamo qui, ci salutiamo con una canzone di Edoardo Vianello del 1962, Pinne, fucile ed occhiali, perché malgrado il caldo, insomma, abbiamo voglia di andarcene al mare tutti quanti. Con Zoom ci si sente più tardi, dalle 18.05 in poi, trattabili. Grazie a tutti e a più tardi. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor con
con la testa all'ingiù. Splash! Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sol, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Avete ascoltato l'altra metà della radio.